Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica è l'obiettivo al centro dell'intesa tra la Regione Siciliana e il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca nell'ambito dell'accordo di programma per il potenziamento e il miglioramento del sistema educativo siciliano. Previste nuove cattedre per il tempo pieno nella scuola primaria, mentre un protocollo d'intesa tra la Consulta Provinciale degli Studenti di Palermo e alcuni istituti comprensivi del territorio è stato siglato all'assessorato all'istruzione e alla formazione professionale, alla presenza dell'assessore regionale Roberto Lagalla, del referente nazionale consulte degli studenti Antonio Di Nallo e della consulente del MIUR Amanda Ferrario. Continua, ha detto Lagalla, l'intesa con il MIUR per contrastare la dispersione scolastica. Sono state assegnate 261 nuove cattedre per il tempo pieno nella scuola primaria e grazie alla firma per la prima volta di un protocollo d'intesa con la consulta provinciale degli studenti sarà possibile portare avanti attività di affiancamento agli alunni degli istituti scolastici attraverso forme di collaborazione di tipo tutoriale per la promozione del successo formativo nelle scuole dei territori a forte degrado socio-economico e ad alto tasso di dispersione scolastica. L'assessore Lagalla ha parlato di qualche debole segnale di contenimento del fenomeno, anche se occorre rafforzare ancora di più, ha detto, il nostro intervento per adeguarci agli standard nazionali. Una prima azione, ha aggiunto, riguarda il consolidamento del tempo pieno nelle scuole attraverso progetti sperimentali ed il potenziamento dell'organico. Grazie al protocollo sottoscritto col MIUR, infatti, siamo riusciti ad ottenere per l'anno scolastico 2019-2020 261 cattedre in più per il tempo pieno nella scuola primaria, sulla base delle 112 richieste pervenute dagli istituti scolastici. A sostegno di questa sperimentazione anche il progetto Leggo al quadrato 2, interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana, per il quale sono state spese tutte le risorse disponibili, assegnando agli istituti scolastici circa 11 milioni di euro per la realizzazione di attività extracurriculari finalizzate al contenimento dell'abbandono scolastico ed utili ad innalzare il livello delle competenze di base.